Antonello Calvaruso, presidente AIF, Associazione Italiana Formatori, è presente oggi qui a Trieste per questa edizione del Convegno Nazionale AIF Pubblica Amministrazione e Premio Basile per la formazione pubblica. Ringrazio Antonello per essere qui con noi e gli chiedo di aprire questo convegno con un saluto a tutte le persone che sono qua presenti e che come tutti gli anni, molti ospiti ritornano ogni anno, sono qui perché si impegnano sulla formazione pubblica. Io ti ringrazio per l'onore di aprire questo convegno, ma ringrazio soprattutto te e tutto il gruppo della Pubblica Amministrazione per essere arrivati alla 13ª edizione di questo convegno che richiama l'attenzione di tutte le pubbliche amministrazioni nazionali ai vari livelli della filiera pubblica, quindi significa che AIF è riuscita a dare, grazie a te e al tuo lavoro e al lavoro di Salvo, al lavoro di altri tuoi colleghi come presenza di AIF per dare significato alla formazione e al ruolo che può svolgere per la pubblica amministrazione. Il Premio Basile poi è diventato anch'esso uno strumento di orgoglio della pubblica amministrazione. Io non ti nego che alcune volte entrare in stanze di dirigenti regionali o anche nei ministeri e vedere l'attestato che rilasciate per il Premio Basile è un piccolo pezzo di orgoglio AIF che ci portiamo dentro, soprattutto nel pensare che tutte queste attività sono attività fatte volontaristicamente, con l'ausilio dei giovani figli o degli amici dei figli degli associati, quindi un po' un aspetto, se vogliamo, nobile, quasi rotariano, no, dell'AIF, quello di coinvolgere i giovani in questa cosa. Spero che queste iniziative abbiano sempre più significato. Io spero in questi 3 anni di presidenza e in questi 3 anni tuoi di responsabilità del settore della pubblica amministrazione di aver dato il giusto contributo per quello che è la significatività della formazione, ma direi il diritto dell'apprendimento che tutti quanti gli esseri umani hanno, soprattutto nella pubblica amministrazione, soprattutto in questo momento di grande, non direi cambiamento, ma di grande disorientamento che caratterizza la nostra epoca. E io credo che il vostro contributo sia un contributo veramente eccellente e da rappresentare in tutta la comunità AIF, in tutta la comunità della pubblica amministrazione. Grazie a voi. Grazie Antonello. Grazie Antonello, mi aggancio proprio a quel vocabolo che hai utilizzato, che è disorientamento, per chiederti una riflessione su questo ultimo decennio di cambiamenti in cui la pubblica amministrazione è stata coinvolta. Possiamo andare anche più lontano perché pensiamo alle molteplici riforme che ha subito l'università, alle molteplici riforme della scuola, l'introduzione delle città metropolitane molti anni dopo la legge 142, l'abolizione delle province, quindi davvero grandi e impegnativi cambiamenti che abbiamo la sensazione dall'interno e probabilmente anche i cittadini dall'esterno che siano stati portati avanti, che siano stati imposti e che non siano poi stati regolati e gestiti. Sì, giusto. Sì, è giusto anche andare oltre i 10 anni perché diciamo l'avvio del cambiamento e anche del disorientamento che si è creato nella pubblica amministrazione parte dalle Bassanini, cioè da questo esperimento strano di disgregazione di uno Stato nazionale. Di solito gli Stati federali nascono dall'aggregazione di più Stati e quindi alcune funzioni periferiche vengono assunte a livello centrale, invece da noi la cosa con le Bassanini è avvenuta al contrario, cioè delle funzioni a livello centrale sono state delegate in periferia. Questa cosa qui ha generato e sta continuando a generare, perché poi il cambiamento viene fatto molto spesso, uso una parola forte, ma è per provocare, per slogan piuttosto che per continuità, deployment dicono gli inglesi, no? Per dispiegamento di politiche. Viene fatto per slogan e per interruzioni dei cicli politici e quindi questa cosa qui porta una grande discontinuità su una pubblica amministrazione, su una tecnostruttura che invece è caratterizzata da continuità.
Allora, che cosa comporta tutto questo? Ha comportato questo processo prima di decentramento e poi di assestamento sul decentramento una grande sofferenza organizzativa che può essere supportata soltanto da un grande disegno di apprendimento collettivo sia della pubblica amministrazione sia dei cittadini governati dalla pubblica amministrazione. Questo non è avvenuto invece una proliferazione di esperimenti formativi, alcuni di successo, altri di insuccesso perché banalizzati, ma caratterizzati soprattutto da forte discontinuità, e questo ha fatto sì che non si sia mai creato un percorso, una madre di tutti i progetti che in qualche modo abbia costruito una dimensione di senso del cambiamento e di capacità delle persone di capire qual era la competenza obiettivo, qual era la competenza collettiva, quali erano anche i cambiamenti di ottica attraverso i quali si doveva passare da un rispetto della procedura a un creare una procedura che in qualche modo andasse a leggere e a soddisfare un bisogno, certo, che sono logiche completamente differenti. Noi siamo passati da una visione dello sviluppo di tipo esogeno, c'è qualcuno, un padre nobile che ci dice quali sono le dinamiche di sviluppo, a uno sviluppo endogeno, e quindi quali sono gli asset che presenti sui territori, certo, quali sono le capacità, le competenze, qual è il genius loci di ogni nostro territorio che in qualche modo determina le potenzialità di sviluppo del territorio. Quindi c'è bisogno di una pubblica amministrazione estremamente attrezzata a leggere e a progettare, e invece ci siamo trovati di fronte a un processo che ha da un lato mortificato, secondo me, grandi potenzialità delle persone che sono all'interno della pubblica amministrazione, e dall'altro ha creato un distacco tra credibilità dell'azione pubblica e quindi percezione da parte dei cittadini, ed è inserito in un circolo vizioso invece che virtuoso, e questa cosa qui va un po' a detrimento dei processi di sviluppo endogeno, perché è come se noi dichiarassimo che per andare avanti c'è bisogno di una pubblica amministrazione estremamente protesa alla lettura dei bisogni, estremamente aperta alla comprensione dei cittadini, alla comprensione delle dinamiche di cambiamento, e invece si è imbrigliata la pubblica amministrazione in un processo di non apprendimento, e questo qui è un grave errore fatto. Effettivamente. Mi aggancio nuovamente al pensiero che hai espresso sul ruolo che potrebbe avere, che ha nei grandi paesi europei, la pubblica amministrazione come soggetto regolatore, dando uno sguardo ad una situazione in cui da una parte la nostra società ha un cambiamento molto veloce, una forte digitalizzazione e tutta una serie di eventi, di realtà e di soggetti privati spingono molto per l'innovazione. Dall'altro lo slogan che c'è stato e i tentativi che ci sono stati di deregolamentazione hanno messo all'angolo la pubblica amministrazione, o la pubblica amministrazione si è messa all'angolo senza avere un pensiero forte su come essere un soggetto regolatore di tutela dei cittadini e dei propri lavoratori dentro questi cambiamenti, tenendo conto che 10 anni di blocchi delle assunzioni e tutto quello che c'è stato ha portato anche ad un invecchiamento della popolazione che lavora nella pubblica amministrazione e di un maggior distacco quindi tra quelle che sono le esigenze anche di comprendere i cambiamenti nell'era digitale. Complesso ma interessante. Allora, diciamo che tutta la parte di cambiamento della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della società in genere è pervasa anche da una sorta di tecnopopulismo. Lo puoi spiegare il tecnopopulismo? Sì, cioè è come se è una ideologizzazione della innovazione a tutti i costi. E questa cosa qui porta un po' come anche nella formazione, quando ci si concentra sui processi piuttosto che sul senso della formazione, a focalizzarsi sulla parte grammaticale del cambiamento, perdendo invece il valore semantico del cambiamento. Quindi il rischio che stiamo correndo è quello di accelerare su una digitalizzazione senza aver capito qual è il senso delle cose che andiamo a digitalizzare. Certo.
E lo cucio anche con quello che è un'altra trappola ideologica nella quale siamo caduti e che va a detrimento del valore della pubblica amministrazione, che il valore delle persone della nostra generazione, in effetti che sono persone a rischio di rottamazione, no, sono state messe loro in un angolo perché è come se si fosse, sempre sul tecnopopulismo, creato una distinzione tra gli analogici e i digitali, come se il mondo oramai dovesse essere governato dai digitali. Gli analogici sono dei reperti archeologici che devono essere mantenuti in vita fin quando il Padre Eterno non si chiama a miglior vita. Non è così, cioè la storia ci ha insegnato, la storia dell'umanità, che c'è sempre un travaso generazionale. Ora cambia la strumentazione, ma quella strumentazione si riempie di senso se tutto il processo di la percezione del valore organizzativo che è in tantissime persone della pubblica amministrazione, invece di essere messe in una situazione di prepensionamento permanente, venissero invece valorizzati per trasferire contenuti ai nuovi, creando nuove forme anche se vuoi, di acquisizione di risorse nuove all'interno della pubblica amministrazione. Penso a come possa essere riempito di contenuti l'alternanza scuola-lavoro, certo, di come possano essere riempiti di contenuti gli stage piuttosto che i tirocini formativi, no? Invece di attrezzarci a far fare fotocopie ai giovani, sarebbe opportuno far sì che i giovani capissero come gli strumenti digitali, poi chiaramente essendo nativi digitali hanno una maggiore padronanza nell'utilizzo, possono essere riempiti di contenuti con quello che è la cultura che ciascuno di noi ha maturato, è il legame, la conoscenza dei territori, cioè c'è da recuperare tantissimo. C'è da recuperare tantissimo e la formazione ha un ruolo fondamentale in questo, perché fin quando resterà questa frattura, questo disconoscimento o questo continuo, come potrei usare una parola che è quella di derisione del pubblico amministratore, è stata sminuita la figura, il ruolo. Io mi ricordo quando ero bambino, quando si parlava sia di un politico, io avevo mio padre che era amico di un onorevole, quando veniva a cenare da noi l'onorevole, io il giorno dopo andavo a casa e andavo a scuola e dicevo ai miei amici: ieri è venuto un onorevole a casa mia, e per me era un motivo di orgoglio. Oggi gli amici rimanevano così, no, estasiati dal fatto che mio padre conoscesse un onorevole. Oggi invece se lo dicesse mio figlio, dice: perché tuo padre che fa? Gli intrallazzi con gli onorevoli, no? Quindi vedi che è cambiata questa cosa, è cambiato il senso che noi diamo all'istituzione. Questo è pericoloso, perché non dare senso all'istituzione significa creare delle comunità, come le chiama Campbell, delle comunità senza più patria. E questo è pericoloso, perché se noi non ci riconosciamo più nei nostri territori, se noi riconosciamo i valori e non riconosciamo come la pubblica amministrazione sia quella che deve tutelare in qualche modo il passaggio del patrimonio da generazione a generazione, no? Creando un sistema di regolamentazioni trasparenti, di regolamentazione che tuteli gli interessi di tutti, noi rischiamo di andare sempre più verso una società che aumenta la distanza tra chi ha e chi non ha, che aumenta le diseguaglianze, e una pubblica amministrazione che è incapace di intervenire in quello perché sta digitalizzando il nulla, mentre si compete sulle piattaforme piuttosto che sui segmenti di mercato, alla pubblica amministrazione non si danno gli strumenti per intercettare il nuovo. Questo è problematico. Che può fare la formazione? Mi viene in mente l'esperienza che mi hai fatto fare tu a Venezia, e chiuderei con questa esperienza che per me fu bellissima, perché tu hai organizzato i Work Café, che sono di moda ora, però tu li hai fatti in modo intelligente, perché hai fatto emergere tutta una serie di problematiche che poi noi riassumemmo in un piano cartesiano, dove se da un lato c'era l'individuo e la collettività e dall'altro c'era la parte, diciamo, di trasferimento normativo, di coinvolgimento, abbiamo visto che non esiste un'unica formazione proponibile per la pubblica amministrazione, ma esistono differenti modalità con cui io posso intervenire, perché ho bisogno tanto della lexio, se devo
istruire un operatore, che ne so, un istruttore di pratiche nell'amministrazione, e io ho bisogno di uno che gli faccia una lezione di 2 ore, gli dica tutte le regole, quello deve prendere il block notice e segnarsi quali sono le norme che deve rispettare. Se invece devo creare una comunità, ad esempio, in grado di accogliere i cittadini, di comprenderne le esigenze, devo creare dei gruppi, delle agorà misti, asimmetrici, dove cittadini, pubblici amministratori, politici si incontrano e discutono di futuro, no? Qui si inserisce tutta poi diciamo il percorso che stiamo disegnando con For Vision 2026, no? Inserire la pubblica amministrazione in questo grande sogno sì, perché l'umanità è andata avanti con i sogni, non è andata avanti con le depressioni. Sogno di un futuro migliore, anche perché l'apprendimento per l'umanità è sempre stata la ruota motrice del cambiamento in meglio, non in peggio. Noi sappiamo che AIFA in questi anni ha fatto un ruolo di grande supplenza nello stimolo alla formazione pubblica. Soprattutto nella formazione pubblica. Siete stati dei coraggiosi. Tutti assieme come AIFA abbiamo creduto di poter continuare a tenere alto il fiammifero, la fiammella della formazione pubblica in assenza di un pensiero proprio sugli scoppi e le strategie, e poi a scendere sulle parole e i pensieri che la pubblica amministrazione devono formare, possono formare i lavoratori di oggi e del futuro. Sì, è vero. Tra l'altro non solo di pensiero, ma anche forse oggi anche di istituzioni che si occupano di formazione nella pubblica amministrazione, perché anche gli uffici di formazione stanno scomparendo. Sono smantellati senza un pensiero alternativo, senza che noi per ora si veda qualche cosa nascere al loro posto. Sì, io sai, mi conosci di carattere, cerco di non essere mai ripetitivo, però una cosa bella la vorrei riportare, bella per me, non so per gli altri, è questa visione che mi è venuta all'ultimo convegno nazionale nostro a Bologna, questa visione delle piste di atterraggio in noi, cioè allargare e allungare le piste di atterraggio in noi affinché ci possa essere lo spazio e il tempo necessario per capire il senso di cosa sta avvenendo e cosa dobbiamo apprendere per migliorare. Questo io penso in tutto, anche nella pubblica amministrazione. Grazie Antonello. Grazie a voi.